Venerdì 6 giugno, buongiorno Sicilia da Angelo Gagliano. Ed Emanuela Corsi, buongiorno. Da Emanuela subito, fra poco, per leggere insieme i quotidiani, quelli regionali, per cominciare la nostra giornata, ma intanto ci sono le notizie. Il boss Giovanni Brusca è tornato libero, fu lui ad azionare il telecomando della strage di Capaci. A fine maggio ha concluso il periodo di libertà vigilata, in tutto ha scontato 25 anni di carcere. È libero Giovanni Brusca, il boia che ha premuto il telecomando a Capaci e fatto sciogliere nell'acido il piccolo Giuseppe Di Matteo, figlio del collaboratore di giustizia Santino. A fine maggio sono trascorsi 4 anni di libertà vigilata, stabiliti dalla magistratura di sorveglianza. Era l'ultimo debito con la giustizia del boss di San Giuseppe Jato, responsabile di decine di omicidi e che dopo l'arresto e dopo un primo falso pentimento decise di collaborare con la giustizia. Brusca, killer feroce, aveva conquistato il rango di Scanna Cristiani. Il suo arresto nel 1996 nel Covo in provincia di Agrigento, poi in carcere ha trascorso 25 anni. Non mancarono le polemiche, l'indignazione per la sua scarcerazione e la decisione di sottoporlo alla libertà vigilata. Adesso il boss, da uomo libero, continuerà a vivere lontano dalla Sicilia, sotto falsa identità e resterà sottoposto al programma di protezione. In questi anni di collaborazione si è autoaccusato di oltre 150 omicidi. Adesso la liberazione che nel suo caso, come previsto dalla legge, ha visto applicare i benefici previsti per i collaboratori affidabili. E si riapre una ferita per i familiari delle vittime. C'è poco da dire, la legge è questa, così Alfredo Morvillo, fratello di Francesca, moglie di Falcone, accoglie senza commentarla la notizia della scarcerazione definitiva. Si dice amareggiata e indignata Tina Montinaro, moglie del caposcorta di Falcone. Credo sia indegno che Brusca sia libero, dice. Aspetto che la società civile si faccia sentire. Noi familiari, da 33 anni, non sappiamo la verità. Una notizia che ieri è rimbalzata prima nelle redazioni, stamattina è su tutte le pagine dei quotidiani, non solo regionali. Sì, un'applicazione di una legge che fa molto discutere. Intanto il paradosso, perché l'esecutore materiale della strage di Capaci, quindi della morte tra gli altri di Giovanni Falcone, oggi è libero grazie ad una legge voluta proprio dal giudice. E allora andiamo a vedere appunto queste notizie su tutti i quotidiani di oggi, poi vedremo anche sulla Stampa Nazionale e in prima pagina naturalmente. Santino Di Matteo ha ucciso mio figlio, siamo su Repubblica Palermo. Brusca non lo perdono, sono le parole proprio del padre del piccolo Di Matteo, il bambino sciolto nell'acido da Brusca. Parla il padre di Giuseppe, appunto assassinato per ordine del boss, che adesso è libero. Il capomafia resta un criminale e ha un tesoro nascosto. Queste le sue parole. A San Giuseppe Jato sanno tutti che dietro le improvvise ricchezze di alcune persone c'è lui, deve essere tenuto sotto controllo. E poi è una persona crudele, non ha avuto scrupoli a ordinare di rapire quel bambino con cui giocava e che poi sappiamo condannato ad una fine orribile. Lui resta nel programma di protezione, continua sempre Santino Di Matteo, mentre io sono stato espulso e abbandonato dallo Stato. Questa cosa mi addolora. Vediamo la Sicilia di oggi e l'apertura. Il killer di Falcone è un uomo libero. Leggiamo: scaduta la libertà vigilata per Brusca, la sorella del giudice, indignata come cittadina, ma appunto è una legge voluta da Giovanni. E poi tra l'altro, oltre il danno, la beffa, proprio questa scarcerazione arriva a pochi giorni dal ricordo della strage di Capaci. Oggi la Sicilia fa una ricostruzione appunto di quello che accadde il 23 maggio del 1992, quando appunto Brusca azionò con un comando a distanza appunto il tritolo che poi causò la morte del giudice, di alcuni uomini della sua scorta e anche della compagna. E poi il curriculum criminale: scatenò l'inferno a Capaci e uccise appunto il figlio di Matteo. Questi sono, diciamo, i due casi più eclatanti per quanto riguarda la storia di Brusca, ma ricordiamo che ci sono oltre 150 omicidi. E poi le parole dei familiari delle vittime, che dicono: non ci sentiamo rispettati. Parla Tina Montinaro, la vedova del caposcorta del giudice, quindi
non dice sì l'applicazione di una legge, ma è una legge che forse andrebbe rivista. E oggi, sempre sulla Sicilia, a pagina 3, vediamo anche il commento del professor Agatino Cariola, che dice: una storia tragica, ma alla fine ha vinto lo Stato. Stiamo parlando di un avvocato costituzionalista. E poi il pentimento, ecco, per quanto riguarda Brusca, vediamo qui per un omicidio come questo, so che non c'è perdono. Ancora vediamo sulla Gazzetta del Sud, Libero, il boia di Capaci, si riapre la ferita. Giovanni Brusca ha scontato la sua pena, ha confessato, ecco, 150 omicidi e sciolto nell'acido il piccolo Di Matteo. Anche qui vediamo le parole di Tina Montinaro: non è giustizia, la legge però è stata voluta appunto da Falcone. Reazioni indignate e riflessione appunto su questa norma, perché qualcuno dice è un po' una scorciatoia per tanti mafiosi. Alla fine sono realmente pentiti? Questo è sempre il grande dubbio. Poi il suo avvocato ha detto: l'ho sentito, ora spera di poter iniziare una nuova attività lavorativa, ha goduto dei benefici previsti dallo Stato. Queste le parole appunto dell'avvocato che difendeva Brusca. Grazie Emanuela. Intanto adesso ci occupiamo di quanto accaduto sulla 19 e delle decisioni che sono state assunte già dal governatore Schifani. C'è stata ieri una conferenza stampa a Palazzo d'Orlean. Dal 20 giugno situazione più fluida, almeno questa è la promessa, sarà istituita una doppia corsia sul cantiere di Casteldaccia. Insomma, l'ANAS si adopererà per ridurre i disagi. Vediamo come sono andate le cose. Evitare un nuovo 2 giugno è questo l'obiettivo di Regione e ANAS per far sì che la 19 Palermo-Catania sia percorribile eliminando i tappi legati ai cantieri su Bagheria e Casteldaccia, che hanno creato code di traffico chilometriche in questi ultimi giorni, in particolare per la festa della Repubblica. Tripli turni di ANAS per ridurre i disagi nel medio e lungo periodo sono stati annunciati oggi in conferenza stampa a Palazzo d'Orleans. Entro il 20 giugno, inoltre, sul cantiere di Casteldaccia sarà attivata la doppia corsia in direzione Palermo. Avremo pochissimi cantieri, grazie alla collaborazione e alla disponibilità di ANAS si ridurranno quasi tutti i cantieri, almeno del traffico estivo, proprio per alleviare le sofferenze dei turisti, dei cittadini che attraverseranno questa arteria strategica. Questo è anche un fatto molto importante. Io ringrazio il dottor Gemme di questa disponibilità, perché sennò sarebbe venuto un mezzo disastro. Sarà inoltre attivato un canale di comunicazione ad hoc per informare cittadini e utenti di ogni situazione specifica di traffico, cantieri e viabilità. Inizialmente, almeno fino al 20 giugno, ancora qualche disagio per la popolazione sul traffico, che però sarà risolto con una logica che abbiamo messo a punto in queste ore per modificare l'assetto stradale, realizzando 2 corsie al posto di una. Saranno corsie più strette, avremo una sede di lavoro un pochino più sacrificata, ma sicuramente ridurremo i disagi. E allora anche questa è una vicenda che fa discutere parecchio, almeno dal 2 di giugno. Beh, diciamo che un po' il tema delle autostrade siciliane è sempre un tema che fa molto discutere. Adesso il caos appunto si concentra sulla A19, ma ricordiamo che abbiamo raccontato anche di altri disagi e di cantieri infiniti su altre arterie autostradali, per esempio sulla A18. Ma intanto andiamo a vedere su Repubblica Palermo: caos A19, fine lavori a dicembre, doppie corsie e turni di notte. Dopo le code infinite appunto del 2 giugno, l'amministratore delegato di ANAS vola a Palermo per cercare le soluzioni. Stop al cantiere di Bagheria dal 28 luglio al 10 settembre, ritardi anche sulla Ragusana. E qui vediamo appunto un'immagine di quello che è accaduto lunedì scorso, appunto un giorno festivo che si è trasformato in un incubo per tanti automobilisti in viaggio. E poi andiamo a vedere sulla Gazzetta del Sud, anche qui si parla appunto del caos sull'autostrada A19. Partono le prime contromisure illustrate dal vertice dell'ANAS Claudio Gemme e dal governatore Schifani, appunto un terzo turno di lavoro in orario notturno per accelerare gli interventi in atto nel cantiere di Bagheria sulla A19 fino al 28 luglio, poi lo stop fino a settembre.
Restiamo alla regione, c'è un video promozionale per raccontare la Sicilia. Il filmato realizzato dal regista Vicky Gitto, che racconterà la storia della nostra isola all'Expo 2025 in corso di svolgimento in Giappone. Potrete viaggiare in giro per il mondo, ma solo in Sicilia troverete l'universo. Così inizia il video che vuole raccontare il patrimonio naturalistico isolano all'Expo di Osaka in Giappone. Una Sicilia in qualche modo inedita, da scoprire. Il filmato, realizzato per conto dell'assessorato regionale al territorio e ambiente, è firmato da Vicky Gitto, uno dei pubblicitari più innovativi e visionari del panorama internazionale, fondatore dell'agenzia GB22 e rappresentante italiano del Cannes Lion Festival. A presentare l'anteprima a Palermo è stata l'assessore Savarino. È un racconto emozionante che parlerà delle nostre bellezze naturali. Sarà il bigliettino da visita della regione siciliana che questo assessorato porterà in giro per le esposizioni, le manifestazioni, i grandi eventi, a partire dalla prima vetrina più importante, che è quella di Osaka, dove sono previste oltre 28 milioni di presenze. Una Sicilia che va oltre i cliché, spiega il regista Gitto, con un racconto fatto da una giovane viaggiatrice che sulle immagini che scorrono racconta le bellezze di Trinacria, dalla riserva dello Zingaro alle saline di Trapani, l'oasi di Vendicari e l'Etna, grotte, isole, fiumi, faraglioni, la Scala dei Turchi e tanto altro ancora. Un percorso di valorizzazione che ha l'obiettivo di portare al 30% entro il 2030 la parte di territorio protetto in Sicilia. Solo se noi siciliani ci innamoriamo delle nostre bellezze naturali, impareremo anche ad apprezzarle di più e a farle conoscere al resto del mondo. Allora, vediamo cosa c'è sui giornali su questa storia. Beh, più che altro su quella che è la promozione della Sicilia nel mondo. Oggi se ne occupa Repubblica Palermo, perché quanto costa in realtà poi incentivare il turismo appunto in Sicilia. Da Seul a Düsseldorf le fiere della regione che costano 6 milioni l'anno. Dietro il caso Expo una miriade di contributi per viaggi promozionali, la nautica, il bio e la cannoloterapia, radiografia della spesa. I finanziamenti per gli eventi motivati dalla diffusione del brand Sicilia superano quelli per la legge sulla povertà. Quindi questo è un capitolo, quello della promozione, a quanto pare particolarmente attenzionato dal governo e sul quale vengono messi milioni di euro, a differenza magari di altri temi come per esempio la povertà. E qui vediamo appunto il padiglione siciliano alla fiera Biofac che si è svolta a Norimberga in Germania. Sopra invece l'assessore Giusy Savarino, appunto in questo video che ha presentato, questo video promozionale di Osaka in Giappone. Adesso attenzione a questo servizio e poi la notizia che vedremo anche sui quotidiani, perché spiare i messaggi WhatsApp è un reato e si rischia grosso. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, ma vediamo perché. Se siete in possesso della password d'accesso al telefono o ai social di vostra moglie o del vostro fidanzato e volete utilizzarla senza il suo consenso specifico, o se mentre dorme tentate lo sblocco facciale avvicinando lo schermo al suo viso, oppure ancora decidete di premere il suo pollice o l'indice sul tasto del fingerprint per sbloccare il cellulare, fate molta attenzione perché non è affatto una buona idea. Anche se avete una precedente autorizzazione da parte dell'interessato o dell'interessata, il rischio è grosso, fino a 10 anni di carcere. Lo ha stabilito la Cassazione, giudicando sul caso di due coniugi in vita di separazione. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso dell'ex marito della donna, che era stato condannato dalla Corte d'Appello di Messina per avere prelevato chat da WhatsApp e registri di chiamate dai telefoni dell'ex moglie senza il suo consenso. L'uomo aveva estratto i dati da 2 cellulari, uno dei quali in uso alla donna, l'altro di lavoro poi scomparso, e li aveva consegnati al proprio avvocato per produrli come prova in giudizio, al fine di ottenere l'addebito della separazione. Secondo i giudici, i messaggi e le chiamate contenuti nei dispositivi sono tutelati come parte della sfera privata e riservata della persona. E questo anche con le applicazioni come WhatsApp, che devono essere considerate a tutti gli effetti sistemi informatici. Va da sé quindi che l'uomo abbia, scrivono i giudici, arbitrariamente invaso la sfera di riservatezza della moglie attraverso l'intrusione in un sistema applicativo che dovrebbe invece essere riservato al solo proprietario del mezzo. Il consenso temporaneo all'uso del telefono non elimina la responsabilità penale se viene superato il limite fissato dal proprietario del dispositivo. Adesso lo sapete. E adesso che lo sappiamo,
Galliano, tu sbirci, vero, nel telefono di tua moglie? No. Ecco. Lo ammetto, no. Non ci credo. Ne Mai parliamo fatto. dopo, ne parliamo dopo. No, perché proprio qualche giorno fa Flavio Briatore ha raccontato che ai tempi in cui era sposato con Elisabetta Gregoraci, mentre lui dormiva, lei gli prendeva il dito per sbloccare il telefonino e controllare appunto le chat e vedere se... Quindi era un sonno profondo. No, infatti lui ha detto quando io dormo praticamente non mi accorgo di niente, però insomma la Gregoraci ecco cosa faceva. Comunque torniamo alla notizia, vietato spiare appunto WhatsApp per avere la prova di presunti tradimenti. La Cassazione ha rigettato il ricorso di un uomo appunto condannato in appello a Messina per aver rubato i messaggi della ex moglie, quindi accedere senza autorizzazione al telefono dell'ex coniuge anche per raccogliere prove da usare in una causa di separazione costituisce accesso abusivo a sistema informatico e può portare a una condanna fino a 10 anni di carcere, quindi insomma Facciamo attenzione. No, non è una cosina da niente. Lo maneggiare stabilisce. con molta cautela. Esatto, esattamente. Allora andiamo a vedere le altre notizie, le prime pagine. Vediamo la Sicilia, appunto questa notizia la troviamo qui in fondo nel taglio basso, una coppia siciliana che fa giurisprudenza, ma in alto ovviamente l'apertura dedicata a Giovanni Brusca che torna un uomo libero, Maria Falcone e la legge di Giovanni. Ancora notizie che riguardano la nostra regione, oltre naturalmente al disastro sulla A19, vediamo invece a Catania dal PD alla difesa ieri il blitz di Gentiloni, così non spendiamo i quattrini dell'Unione Europea. L'ex Presidente del Consiglio appunto ha partecipato ad un incontro nel comune, nel capoluogo etneo. Andiamo a vedere anche la prima pagina di Catania. Oggi si parla dei clochard, degli invisibili. Ecco chi sono appunto gli invisibili, tracciato un profilo dei senza fissa dimora attraverso un progetto a cui ha collaborato Unicit, l'Università di Catania. In prevalenza si tratta di uomini di età compresa tra i 30 e i 49 anni che sono soliti vivere in spazi pubblici e che hanno pochi servizi dedicati. La Gazzetta del Sud di oggi, anche qui Brusca da ieri è un uomo libero, fu il boia della strage di Capaci. E poi a Messina, asini volanti ai dipendenti, è stato assolto l'ex sindaco appunto della città De Luca. Restiamo a Messina, vediamo nel taglio basso della Gazzetta, la legge sulle baraccopoli è in bilico, i poteri speciali per il risanamento a Messina sono stati prorogati già 2 volte, scadranno il 31 dicembre 2025, le competenze potrebbero tornare al comune, il governo aveva pensato a una norma nel decreto Caivano. Ancora la prima pagina di Repubblica a Palermo, vediamo in alto le strade trappole, le promesse di Schifani a proposito appunto di questi cantieri, di queste lunghe code sulle autostrade siciliane causate dai troppi cantieri. E poi con il caldo è già allarme siccità, ormai siamo alle porte appunto della stagione estiva e si torna a parlare del tema. Ancora vediamo il titolo in grande, l'apertura, tutte le fiere della vanità, appunto la Sicilia spende 6 milioni l'anno per la promozione. E poi Scorsese, Douglas, Bellucci a Taormina, arrivano i divi in passerella per il prossimo Taormina Film Festival, quindi una parata di grandi stelle del cinema italiano e mondiale. E poi l'ultima prima pagina, il Giornale di Sicilia, anche qui come abbiamo detto, già anticipato, Brusca in primo piano, Brusca libero, infuria la polemica, ma si parla anche di un caso di cronaca che è avvenuto l'anno scorso. Ricorderai questo giallo di 2 coniugi che sono stati trovati morti. Giallo dei coniugi Delia fu omicidio-suicidio. La perizia medico-legale a distanza di oltre 1 anno dalla morte della vigile Laura Lupo e del marito Pietro, che furono trovati morti nella
dalla loro abitazione di via Notar Bartolo. Grazie Emanuela, fra poco torniamo da te per leggere insieme i quotidiani nazionali. Adesso apriamo il collegamento con la Polstrada, andiamo stamattina a Vittoria, siamo in provincia di Ragusa, compartimento Sicilia Orientale, sempre da Polizia Stradale. Buongiorno all'agente Fausto Trombatore, buongiorno, grazie per essere con noi. Buongiorno, grazie a voi, buongiorno al distaccamento Polizia Stradale di Vittoria. Dunque, facciamo un quadro delle autostrade siciliane che di nostra competenza. Sulla A20 non abbiamo fortunatamente nessuna criticità da evidenziare. Sulla 18 Messina-Catania si segnalano delle code in uscita al casello di San Gregorio in direzione Catania per traffico intenso. Sulla 18 di diramazione tangenziale Catania si segnalano code e traffico intenso in direzione Siracusa. Altrettanto traffico e rallentamenti sulla 18 diramazione dallo svincolo di San Gregorio in direzione sud verso Catania Centro. La chiusura al traffico sulla rampa d'ingresso dello svincolo Zia Lisa direzione Messina permarrà fino al 13 giugno 2025 nella fascia oraria che va dalle 9 alle 18. Sulla 18 Catania-Siracusa-Modica il tratto tra Avola e Cassibile in direzione nord rimane aperto, ma persiste comunque il divieto di transito ai mezzi pesanti con massa piano carico superiore a 8,5 tonnellate. Sulla 19 Catania-Palermo invece prestare la massima attenzione e guidare con prudenza a causa dei molteplici cantieri lungo la tratta. Per quanto riguarda le nostre strade statali di competenza, la SS 121 Catania-Paternò si segnalano dei rallentamenti tra Piano Tavola e Mister Bianco in direzione Catania per traffico intenso. Per quanto riguarda invece tutte le altre statali come la SS 192 Valle del Dittaino, la 284 Paternò Randazzo, la SS 194 e la Ragusana 514 unitamente alla SS 417 non c'è nessuna criticità da segnalare. Raccomandiamo comunque la massima prudenza, l'uso corretto dello smartphone e della cintura e prestare attenzione anche ai limiti di velocità. Grazie per l'attenzione. Dal distaccamento Polizia Stradale di Vittoria, compartimento Sicilia Orientale, è tutto, una buona giornata. Grazie anche a lei, con noi stamattina l'agente Fausto Trombatore della Polstrada, compartimento Sicilia Orientale. Come facciamo sempre al mattino a quest'ora diamo anche uno sguardo a quella che è la situazione viabilità. Dall'alto osserviamo come si proceda lentamente lungo la circonvallazione di Catania, siamo nel tratto di Viale Odorico da Pordenone poco prima del Tondo Gioieni. Situazione dunque di traffico che è particolarmente complicata in questo tratto delle vie cittadine di Catania. Adesso andiamo a vedere anche via Vincenzo Giuffrida, anche qui stamattina circolazione piuttosto sostenuta sia in ingresso che in uscita dalla città di Catania. Per adesso ci fermiamo qui, poi fra poco prima di andare cercheremo di farvi una bella sorpresa con un'altra immagine, stavolta con una veduta diversa, diciamo così. Adesso ci fermiamo però, c'è un piccolo spazio pubblicitario e dopo ci saranno i quotidiani e quelli nazionali. Allora, eccoci, è il momento dei giornali, quelli nazionali. Emanuela. Sì, abbiamo Trump in primo piano che continua a regalarci sempre delle notizie sfiziose, per esempio questa, perché era un grande amore, invece insomma è finito con una lite. Trump, Musk, lite e minacce, telefonata poi vediamo nel sommario con inviti reciproci tra il leader degli Stati Uniti e Xi Jinping, presto un incontro sui dazi. Ma andiamo a vedere che cosa è successo con Elon Musk. Ricordiamo tra l'altro il più grande sponsor di Trump in questa corsa alla Casa Bianca. È rottura fragorosa tra Donald Trump ed Elon Musk. Il presidente ha detto: mi ha deluso, si è offeso perché ho toccato le auto elettriche, gli taglio i contratti con il governo. E l'ex titolare del Doge, Elon Musk, ha replicato: ingrato, senza di me avrebbe perso, fonderò un mio partito. Poi benissimo.
Poi la stoccata, il nome di Donald è negli Epstein Files, intanto Trump sente che sia appunto con la promessa di incontrarsi, questa diciamo la notizia un po' più seria rispetto a quello che abbiamo appena letto. E poi Ucraina, Merz che incalza il tycoon, ricordiamo che Trump ha incontrato il cancelliere tedesco, puoi mettere fine a questa guerra. Però ti dico di più su questa vicenda, Sì. perché stamattina ci sono i media americani che parlano di un Trump furioso per gli attacchi ucraini agli aeroporti russi. Sai di questa vicenda? Sì. Per cui praticamente ci sono stati dei bombardieri strategici 41 russi che sono stati praticamente distrutti mentre erano a terra, e Trump sarebbe risentito per questo diciamo volo dei droni russi sul territorio diciamo ucraini sul territorio russo. Sì, diciamo che vacilla quel rapporto che è sempre stato un po' precario con Zelensky, di nuovo Trump diciamo, non apprezza il presidente ucraino. E poi vediamo, a proposito di dazi, tariffe, i costi, l'export italiano è sceso del 10%, i dati di aprile, Cina a meno 39%. Vediamo le altre notizie, Libero Brusca azionò il telecomando a Capace, e poi oggi c'è un'intervista a Mauro Corona, birre, processi e la mia fuga davanti all'altare. Lui ha avuto ben 15 processi, oggi si racconta appunto al Corriere della Sera. Per la cronaca, due notizie, intanto questa storia di una donna, la casa brucia e lei si getta nel vuoto, fermato il compagno, e poi il killer dell'escort che era sparita, Denisa, il killer confessa, ne ho uccise 2. Andiamo a vedere appunto questa notizia. Il serial killer delle escort aveva ucciso prima di Denisa, la vediamo qui in questa foto, la donna che era scomparsa da Prato qualche giorno fa e che è stata trovata morta. E poi l'altra notizia, sempre di cronaca, che abbiamo visto prima anche sul Corriere, muore per sfuggire alle fiamme, la porta però era chiusa dall'esterno, infatti è stato fermato il compagno di questa donna che nel tentativo disperato di salvarsi si è buttata giù appunto dalla finestra. E poi l'apertura, Trump, Musk e guerra, il presidente Elon impazzito, stop ai contratti, l'ex consigliere Donald nei file di Epstein, e poi Ucraina, il cancelliere tedesco Merz alla Casa Bianca, pressione sulla Russia per la tregua. Andiamo a vedere La Stampa con invece questa notizia, si parla di referendum, Meloni che ha detto andrò a votare perché sono il capo del governo, però allo stesso tempo frena e dice non votare è un diritto di tutti. Schlein deve vergognarsi, oggi c'è un'intervista proprio alla leader del PD, premier debole, siamo pronti a governare. Ancora vediamo la fotonotizia dedicata a Brusca, il male a piede libero, e poi le parole di Caselli, lo Stato è costretto a rispettare gli impegni. Vediamo il Giornale con le regionali, sai che si è parlato tanto di terzo mandato, ci sono dei governatori che sono molto amati, tra questi Luca Zaia in Veneto e De Luca invece in Campania, che tornano così in corsa perché nonostante i tanti no c'è una svolta nella maggioranza di governo. Fratelli d'Italia apre al terzo mandato, tanto voluto soprattutto dalla Lega, ma finora Fratelli d'Italia diciamo si era posta in maniera contraria. Probabilmente potrebbe incidere, non so quanto, però la recente classifica dei governatori Sì. che vede proprio quelli che sono in scadenza di mandato essere tra i più, diciamo, Tra i più amati, preferiti e tra i più amati. Assolutamente. Parliamone con le regioni, e poi appunto esulta la Lega che aveva tanto caldeggiato questo terzo mandato. Andiamo a vedere anche il resto del Carlino, anche qui si apre con questa notizia, regioni e terzo mandato, Lega e Fratelli d'Italia riaprono i giochi, ma vediamo anche le altre notizie. Intanto a Bologna una bimba viene calpestata e ferita, arrestato il suo aggressore, era in gita, l'episodio è accaduto in stazione. E poi si parla
di una bambina che era scomparsa da Firenze, di cui si era parlato tanto, Cata. Lei abitava in un albergo in stato di abbandono con la famiglia assieme ad altre famiglie. Ecco, Cata sparita 2 anni fa, ecco come sarebbe oggi. È stato diramato il nuovo identikit, la vediamo a sinistra appunto com'era all'epoca della sparizione, come potrebbe essere oggi. E poi invece sempre per la cronaca confessa il killer di Denisa, che dice: ne ho uccisa un'altra, e lo vediamo nella foto. Chi è questo serial killer? Prato, la guardia giurata che ha ucciso Denisa, confessa il delitto di un'altra escort. Lui si chiama Vasile Frumuzace e lo vediamo appunto in questa foto presa da Facebook. Ha detto agli inquirenti, quando è stato arrestato, che l'avrebbe fatto perché lei lo minacciava di dire alla moglie appunto di questa relazione. Vediamo Avvenire: tregue, cercansi sforzi diplomatici per la pace sulle 2 rive del Tevere, Mattarella dal Papa e a Rondine, manifestazione oggi e domani per Gaza, dove gli aiuti sono scarsi e le stragi invece continuano. C'è questa notizia che riguarda ancora il rapporto tra i giovani e i social, perché potrebbe arrivare un nuovo stop ai cellulari, questa volta in classe, però questa volta potrebbe riguardare le scuole superiori. Richiesta una carta alle scelte di Valditara, le risposte dei ragazzi. Se abbiamo ancora qualche tempo, qualche minuto, vediamo qualche altra prima pagina. Intanto il Sole 24 Ore, una buona notizia per chi ha dei mutui a tasso variabile, perché la BCE dà ancora un taglio agli interessi, prospettive incerte, tagliati i tassi. Ecco come scendono le rate dei mutui. Risparmio di 38.000 euro su un mutuo variabile da 140.000 euro rispetto a 12 mesi fa. Direi una bella boccata di ossigeno. Ultima prima pagina. L'ultima prima pagina, ti faccio vedere il manifesto che appunto mette questa foto e scrive: questa è Gaza. Ancora un'altra notizia, ecco qua, Libero, la prima pagina di Libero: il boia mafioso è fuori, è davvero giustizia, si chiede l'assassino di Falcone liberato. E poi vediamo subito sotto la foto di Roberto Baggio, ricorderai che aveva subito una brutta rapina anche perché era stato sequestrato a casa. Capisco chi spara ai ladri, ha detto oggi lo ha detto perché lui dice ha visto la pistola del rapinatore in bocca al figlio. Beh, bruttissima vicenda. Grazie. Sì. Grazie Emanuela, torneremo da te più avanti. Adesso c'è un'agenzia che dobbiamo leggere perché c'è un aggiornamento. C'è un grave incidente sulla 29, una persona è morta e in questo incidente sono coinvolti 2 autocarri, A29, la direzione Alcamo-Trapani e Calatafimi-Segesta, in corrispondenza del chilometro 10-250. La corsia di marcia del sinistro, quella in direzione di Trapani, è al momento chiusa e si transita sulla corsia di sorpasso. Sul posto sono intervenute, oltre che personale dell'ANAS, anche le forze dell'ordine. Aggiornamenti su questa vicenda nel corso dei nostri telegiornali. Adesso una breve pausa, vediamo le previsioni meteo e poi il primo ospite della nostra mattinata. Un saluto e ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Giornata di venerdì ancora con l'alta pressione presente sul Mediterraneo, soltanto al nord avremo ancora un po' di variabilità, ma con fenomeni in via di esaurimento. In Sicilia dunque la giornata di venerdì sarà caratterizzata dal sole, cieli sereni o poco nuvolosi durante tutta la giornata, ventilazione debole di brezza e mare generalmente poco mosso o quasi calmo. Le temperature saranno in ulteriore aumento, dunque il caldo comincerà a farsi sentire, soprattutto nelle aree interne potremo toccare punte di 33-34 gradi durante il pomeriggio, qualche grado in meno sui settori costieri. Poi nel weekend l'anticiclone rimarrà sempre ben presente, avremo ancora una giornata di sabato ben soleggiata con punte massime vicine ai 35-36 gradi nelle aree interne dell'isola, mentre sulle coste saremo intorno ai 30 gradi per la presenza delle brezze. Per il momento è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo. Ma quando cucini tu con me, Desiree, l'assaggio è l'immenso per me.
Tutti i giorni su Antenna Sicilia. Rieccoci in studio a Buongiorno Sicilia per dare il benvenuto e ben trovata a Egle Doria. Buongiorno. Buongiorno a tutti e a tutte. Grazie, direttrice di Made. Sì. Stamattina parliamo di parità di genere nelle arti performative. Intanto cerchiamo di fare capire in termini semplici che cosa sono le arti performative. Chiaramente le arti performative sono le arti dello spettacolo, quindi il teatro, la danza, la musica, il cinema, insomma tutto ciò che ha a che fare con l'arte. E voi avete acceso un faro, diciamo così, su questa questa vicenda che probabilmente forse non ha un grande diciamo visibilità, fra virgolette, mi passi il termine, nel senso che non ci sono riflettori accesi su questo tema, perché leggo ci sono dei dati un pochettino preoccupanti, nel senso che diciamo in questo divario di genere, le posizioni apicali in questo ambito, in questo settore, parla di una diciamo, percentuale di 16,4% di presenza di donna per quanto riguarda le registe, le regie, e del 15,3% sulle attività drammaturgiche. Insomma, sono dei dati che fanno riflettere. Fanno riflettere, questo è un campione soprattutto concentrato sulla città di Napoli, naturalmente, e quindi forse se andiamo a indagare in giro per l'Italia potrebbe anche peggiorare il dato. Quello che chiaramente la nostra rete che si è formata proprio in quest'ultimo weekend è proprio quello che si propone, anche di monitorare e capire un po' qual è quella già abbastanza evidente situazione in Italia e cercare di intervenire con azioni culturali, azioni che riportino quanto più possibile il valore delle donne nell'arte, attraverso, direi più che altro attraverso l'arte, perché nel campo artistico le attrici, per esempio, siamo sicuramente più degli attori. Numericamente si formano artisticamente molte più donne che uomini. È un dato proprio di fatto, perché siamo di più. Le registe però che vengono inserite nei cartelloni sono sempre in minoranza, sono pochissimi i teatri in Italia dove tu trovi una sorta di parità. Faccio un'osservazione, ma sono meno, perché prima parlavamo di attrici che sono diciamo in maggioranza, ma le registe sono in minoranza rispetto agli uomini oppure è proprio qui il problema? Il problema è che forse non sono in minoranza, lo sono state, perché in passato certe professioni erano soprattutto professioni maschili. Anche nel settore dell'aspetto tecnico, oggi ci sono molte donne che fanno il tecnico delle luci, che lavorano, che le vedi arrampicate nelle scale. Prima quelli erano lavori solo esclusivamente maschili, ma per fortuna siamo andati molto avanti, solo che qua si parla anche di riequilibrarne la presenza all'interno dei teatri, riequilibrare il diritto anche alle donne a riconoscersi in determinate professioni. Le chiedo scusa, ma è un problema soltanto italiano oppure se noi allarghiamo? Allora, il focus è partito su Napoli, sulla Campania. Non abbiamo forse dei dati che ci mostrano diciamo, la situazione nel resto del paese, ma senza fare diciamo, delle previsioni scientifiche oppure dei dati statistici, ma nel resto del mondo come vanno le cose? Il resto del mondo è molto grande, quindi no, però voglio dire, se in maniera mi riferisco a certi posti come può essere la Spagna piuttosto che l'Inghilterra, chiaramente penso che tutto sia abbastanza equilibrato, ma magari se andiamo a vedere in altre forse stiamo meglio noi, Cioè, però noi dobbiamo sempre cercare di guardare a quello che ci ispira come punto di riferimento più alto, no? Quindi guardiamo anche al nostro territorio cercando in qualche modo di intervenire. Allora interveniamo per esempio noi attraverso un progetto che è Il mondo salvato dalle ragazzine, ed è un progetto che mette in rete 11 associazioni in tutta Italia, e sono tutte associazioni che hanno per direzione artistica e per predominanza di regia o drammaturgia ce l'hanno al femminile, ed è come se avessimo creato attraverso questa nascita anche della rete Illumina abbiamo creato un dialogo tra donne intanto,
non è escludente, gli uomini, lo dico, sono assolutamente ben inseriti e ben accetti nella nostra programmazione, non è un fatto di non dobbiamo fare lo stesso errore, non possiamo assolutamente separare. Non bisogna fare compartimenti stagni. No, perché sennò cadiamo dalla stessa parte dell'errore. Insieme abbiamo creato un dialogo, è venuta fuori questa sorta di rassegna diffusa sul territorio, dove ognuna delle associazioni propone un progetto. Il tutto è dedicato ad Elsa Morante nel 40° anniversario della sua ricorrenza della morte e ognuna fa un progetto dedicato ad Elsa Morante con uno spettacolo, dei workshop, dei reading. Ed è come se in qualche modo ci fosse una tournée da fare senza muoversi da casa. In realtà. E in questo progetto è coinvolta Catania nel periodo che va tra settembre e ottobre. Sì, l'associazione Madè, che è stata capofila e che ha accolto questo invito, nato anche da due artiste che sono Bruna Braidotti e Elina Narciso, che sono state un po' le promotrici di tutta la rete. Il nostro progetto catanese prevede uno spettacolo nuovo, una nuova produzione di Madè, che sarà Il Pomo della Discordia, per la drammaturgia di Luana Rondinelli, la regia di Nicola Alberto Rofino, con Barbara Gallo, Luana Rondinelli, Laura Giordani ed la sottoscritta Gledoria. E avremo anche una parità di genere, perché abbiamo anche il regista, che è Nicola Alberto Rofino, e lo scenografo, che invece è Vincenzo Lamendola. Poi ci dedicheremo ad Elsa Morante con Le straordinarie avventure di Caterina, un progetto dedicato ai bambini. La nostra associazione Madè si occupa tantissimo di lavorare con i bambini, laboratori teatrali e tutta l'attività dedicata alla formazione, soprattutto perché riteniamo che il teatro sia una palestra di vita. Ovviamente lo sanno tutti, lo pensano tutti, però in questo momento in cui c'è bisogno assolutamente di intervenire sull'educazione affettiva, il teatro è una delle migliori, una grande palestre. Ci dedicheremo ai bambini facendo questo momento performativo alla trame di quartiere, scusate un attimo, perché ho talmente file in testa che come si dice a Catania, si ingucchiano ogni tanto i fili. E quindi a trame di quartiere faremo a settembre questo spettacolo, questa performance, a cui seguirà un laboratorio, Elsa e le bambine, perché proprio questo è anche il tema del progetto, ragazzine intese come quel senso dell'essere sempre ragazzini dentro, sempre guardare al futuro, e guardiamo anche alla bambina o alle bambine che devono restare vive, penso e spero, dentro ognuno di noi, perché la vita possa avere un aspetto, una visione diversa. Quindi lo dedicheremo, sarà tra l'altro offerto gratuitamente questo progetto Elsa e le bambine. Prima di chiudere, un accenno anche a quello che sono i fondi poi riservati a queste iniziative, perché parte sempre dalla Campania, da Napoli in particolare, ma anche dalla Mediterranean Women's Fund. Diciamo, questa rete vanta già dei risultati concreti, perché ci sono dei fondi a disposizione che vengono presi dal Fondo Unico per lo Spettacolo. Sì, infatti questo progetto è un progetto che si è aggiudicato il contributo del progetto speciale Teatro 2025 del Fondo Unico dello Spettacolo del Ministero della Cultura. Quindi si stanno mettendo delle basi importanti. Si stanno mettendo delle basi, e soprattutto già questa rete ha creato un primo emendamento sulla legge di parità di genere nelle arti performative all'interno proprio del FUS. Quindi c'è un lavoro condiviso che sta iniziando a portare dei piccoli tasselli che dobbiamo andare a comporre tutti insieme. Questo io penso che sia importante sottolineare. Adesso non bastiamo, siamo tantissime, siamo già una quarantina di realtà in Italia, ma io spero che la Sicilia soprattutto si avvicini a questo progetto e che ci siano
novità per il futuro, ma novità in condivisione. Grazie, Grazie, in bocca al lupo grazie a voi. per quello che state facendo per il vostro progetto. Ci dobbiamo fermare. Buongiorno Sicilia continua, grazie a Egle Doria che è la direttrice di Madè. Fra poco parleremo ancora di spettacolo, di cinema in qualche modo, perché sarà un omaggio, parleremo dell'omaggio a Massimo Troisi, omaggio annuale a Salina, ma tutto questo fra pochissimo, restate con noi. Bentrovati, buongiorno Sicilia continua, adesso con Massimiliano Cavaleri, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Bentrovato, direttore artistico, organizzatore di che cosa? Di Mare Festival Salina, che è un omaggio annuale ormai, da 14 anni, a Massimo Troisi. Sì, l'altro giorno proprio abbiamo fatto la conferenza di presentazione nel giorno dell'anniversario purtroppo della morte di Massimo Troisi, 31 anni fa. Quello morì il 4 giugno 1994, ha lasciato questo vuoto incolmabile nel mondo del cinema italiano, dello spettacolo italiano. Ancora oggi Massimo Troisi è un punto di riferimento prezioso perché si appoggia al cinema, al linguaggio della commedia. Lui sapeva dire cose profonde ma in modo semplice e quindi molti attori ogni anno ci onorano della loro presenza e lo ricordano a Salina. A proposito di molti attori, quest'anno ci sono personaggi importanti. Io prima di parlare degli attori e di parlare di quella che è la madrina indiscussa della manifestazione, presente praticamente la Maria Grazia Cucinotta, vorrei capire e cercare insomma di fare una sorta di anello di unione con quello che abbiamo detto prima nel primo blocco, diciamo, della nostra trasmissione precedente, nel senso che abbiamo parlato della scarsa presenza di donne registe nel nostro paese. Quest'anno il festival si avvale della presenza di Cristina Comencini. Sì, una grande maestra del cinema, tra l'altro una delle poche registe, ovviamente donne, italiane, che è stata candidata anche al premio Oscar con un film bellissimo, La bestia nel cuore, di un paio di anni fa, ma poi devo dire che tutti gli altri film che ci ha regalato sono bellissimi. E proietteremo il suo ultimo film, Il treno dei bambini, un film drammatico con protagonista Serena Rossi, e chiuderemo nella serata conclusiva del festival con questa grande serata dedicata alla carriera della Comencini. Le proiezioni di quest'anno come sono organizzate? Sono organizzate e sono legate ovviamente agli attori, quindi noi proietteremo uno film che è legato a un premio Troisi Emergenti, perché lo sguardo è anche ai talenti emergenti, soltanto ai grandi artisti. Daremo il premio Troisi Emergenti a Luca Sheriff, un regista italo-egiziano che ci porta un'opera inedita, fragile. Stiamo sentendo. Sì, questa è la sigla del festival. Dice quest'opera inedita dove lui racconta come ha combattuto grazie all'apnea, all'attività subacquea, una malattia molto grave che l'ha colpito, la rettocolite ulcerosa. Quindi una storia unica, direi. Allora, quest'anno ci sono, così come ogni anno, dopo magari vedremo la locandina, è uno degli ospiti, anche lui, Greggio, voglio dire. Sì, Greggio torna per la quarta volta, faremo un grande omaggio agli anni '80 e oltre a Ezio Greggio ci sarà con noi Marina Suma, che tra l'altro è a casa a Salina, quindi di casa, e ancora dopo 14 anni non le avevamo dato il premio Troisi e lei se lo merita tutto perché è stata una grande attrice, però per noi davvero insomma, fa parte un po' della famiglia del festival. E poi Massimo Boldi, un nome che io ho voluto tanto perché è un attore che è stato molto amato dal pubblico ma poco premiato, e quindi ho deciso insomma di insegnargli di questo riconoscimento in onore di Troisi, e quindi con Boldi, Suma e Greggio faremo una grande serata dedicata agli anni '80, che sono gli anni in cui emerse anche Troisi come attore e come regista. Ci sarà anche spazio per la cantautrice palermitana Daria Biancardi, che riceverà una targa. Sì, la musica è un elemento fondamentale. Quest'anno avremo addirittura 4 artisti. Daria Biancardi è ovviamente la più importante perché ha vinto anche tante competizioni nazionali, farà un grandissimo omaggio a Mina, ma farà anche una sorpresa, un omaggio proprio a Pino Daniele, a Massimo Troisi, con la canzone Quando, che fu scritta da Daniele ma poi corretta in alcune parole da Massimo Troisi, quindi faremo un momento molto emozionante con un video proprio di Pino Daniele e Massimo Troisi, e poi l'esibizione live di questa cantante che riesce a trasformare tutta la sua meravigliosa voce gospel. Non abbiamo detto però che si comincia venerdì 13. Sì, le date, la cosa principale, dal 13 al 15 giugno, weekend, siete tutti invitati a Salina, isola in cui fu girata parte del film Il Postino, e ricordiamo che il festival ovviamente è aperto e libero l'ingresso, non servono biglietti, non serve nulla. Questa è un'occasione anche per richiamare sull'isola, diciamo, anche turisti. Sì, è tra l'altro un periodo anche di inizio estate, quindi ancora non è piena stagione, un periodo un po' di stagionalizzato. Però si può fare un fine settimana.
Tra l'altro il tempo a giugno secondo me è bellissimo, l'isola è piena di artisti, è piena di cultura, ci sono poi tanti eventi satellite, mostre, eventi di vario genere che ruotano attorno al festival, sarà addirittura allestito un villaggio dedicato alla salute del cinema fatto dalla Spumessina, insomma tutta una serie di iniziative, quindi chi viene lì a Salina oltre a godere del mare e anche della montagna, perché quest'anno per la prima volta al festival dedicheremo uno spazio per far conoscere la riserva naturale Monte Fosse delle Felci di Porri che è a Salina, che non hanno altre isole per gli amanti della natura. E quest'anno fra i tanti appuntamenti che il festival offre, ce n'è uno che è dedicato a cinema e salute. Sì, è un focus molto importante. Noi crediamo che il cinema sia uno strumento potente, efficace, importante per veicolare messaggi di prevenzione. Ecco, come nel caso appunto del regista Luca Scerif che ha combattuto la sua malattia con l'apnea. Avremo anche un documentario che riguarda tra l'altro voi catanesi, perché è stato prodotto e realizzato dall'Arnas Garibaldi di Catania, dal professore Giuseppe Ettore, sull'endometriosi, una malattia purtroppo ancora poco conosciuta, cosiddetta invisibile, e questo documentario che la prima volta che viene appunto proiettato sarà fatto appunto al festival. Un libro scritto da Francesco Santocono, sempre dell'Arnas, sul tema HIV, è un tema delle ne abbiamo malattie parlato in settimana proprio con Santocono. Ci sono aumenti appunto delle malattie sessualmente trasmesse, quindi è utile. Poi la Spumessina che porta la salute a casa dei cittadini, sarà presente tra l'altro il direttore generale e tantissimi specialisti. A Salina non c'è un ospedale come non c'è un cinema, quindi per fare determinati controlli bisogna fare ore di aliscafe e di autostrada, invece noi portiamo la salute a casa dei cittadini con l'occasione del festival. Quindi insomma c'è veramente di tutto. Una sorta di piccola capitale perché Salina è piccola, sì, non Salina per... è piccola, però il bello del festival è proprio questo, l'atmosfera di familiarità, di convivialità che si crea in quei giorni. Anche devo dire gli artisti vengono e tornano a un piacere, perché a differenza di altri festival dove ci sono migliaia di fotografi, di tra virgolette disturbi, invece lì si crea veramente un'atmosfera molto bella, anche l'artista si scioglie anche nel raccontare la propria vita e la propria carriera. Chiudo con la presenza, come sempre, di Maria Grazia Cucinot, che è diciamo il simbolo, diciamo così, di... Sì, Maria Grazia torna a casa perché nell'isola le ha cambiato la vita, le ha dato i successi internazionali. Il Posino fu candidato a 5 premi Oscar postumi dopo la morte di Troisi, ne vinse uno per le musiche, quindi poi le diede ribalta internazionale, è molto legata a Salina. Ricordiamo Maria Grazia Cucinotta è messinese, è siciliana, quindi torna ogni anno con noi, interpreta il Postino e ci racconta ogni anno qualcosa di quei bellissimi ricordi di quel set quando lei era ancora molto giovane, attrice esordiente nel Postino, questo film meraviglioso, poetico, bucolico che noi tutti amiamo e che tra l'altro anche i giovani oggi possono vedere perché è su Netflix. E quindi insomma è libero. L'occasione si propone per tutti. Io non l'ho visto, si può vedere e ammirare. Questo capolavoro. Devo dire, ultimamente i giovani stanno riscoprendo questi film un po' del passato. E poi con noi sarà anche Giuseppe Zeno quest'anno, il sabato sera, daremo questo premio a un grande attore. Forse il sabato ci sarà anche un'altra sorpresa, ma ancora non è confermato, io non lo voglio quindi non dire. diciamo nulla. Un altro grande attore, molto amato, al pari di Giuseppe Zeno. E poi non scordiamo la categoria comici, perché Troisi era un comico, quest'anno Barbara Foria, un'attrice che io amo infinitamente. Stiamo vedendo, adesso magari facciamo vedere per gli amici insomma, a casa. Un bellissimo cast. E poi la sigla che sentivate prima è stata scritta apposta per il nostro festival, La Dolce Vita a Salina, scritta da Sauro Ingegneri, sarà cantata dal cantante originale che verrà a Salina, Giuseppe La Spada, anche lui siciliano, che ha fatto tante cose belle e ce la canterà per la prima volta dal vivo. L'appuntamento è a Salina da venerdì 13 a domenica 15 per Mare Festival Salina 2025. Siamo arrivati alla 14ª edizione. Bocca al lupo davvero, grazie a Massimiliano Cavaleri per essere stato con noi, il direttore artistico e l'organizzatore anche di questo splendido festival. Ci fermiamo adesso però dal cinema, ci trasferiamo in spiaggia. Un passaggio è breve e vedremo di cosa parlare questa mattina. Ahimè, però si parlerà anche di aumenti possibili per godersi un po' di mare per l'estate di 2025. Restate con noi, fra pochissimo insieme. Bentornati a Buongiorno Sicilia, andiamo alle agenzie, fra poco apriamo i nostri collegamenti. Il corpo di un uomo in avanzato stato di decomposizione è stato trovato in un'abitazione a Mazzara del Vallo, siamo in provincia di Trapani, al momento è sconosciuta l'identità della vittima. Particolari nei telegiornali e adesso invece vediamo subito, vi proponiamo a voi intanto l'Etna, perché stamattina avevamo annunciato che avremmo visto l'Etna, avremmo visto qualcosa di diverso, vediamo l'Etna in questa cartolina splendida che arriva e così possiamo monitorare quella che è l'attività del vulcano. E però dall'Etna
Mettiamoli insieme, vediamo se ce la facciamo a farli. Chiedo alla regia di fare una sorta di miracolo, di mettere da una parte l'Etna, che vediamo, vedete là in questa immagine, però se potessimo fare praticamente la doppia immagine in video sarebbe ancora meglio, però chiedo, troppo forse probabilmente al nostro Fabrizio Rizzo che è in regia. Perché abbiamo visto la spiaggia? Perché in spiaggia in questo momento, non per fare il bagno ma per lavorare, c'è il nostro Edoardo Sergi. Buongiorno Edoardo, ben trovato con noi stamattina a Buongiorno Sicilia, che è l'apertura ufficiale oggi, diciamo così, della stagione balneare, se possiamo anche dire. Si apre ufficialmente la stagione dei bagni. Con te c'è un ospite diciamo gradito, che è Ignazio Ragusa, che è il presidente di SIB Confcommercio Catania. Buongiorno ad entrambi. Buongiorno Angelo, anche un mare stupendo stamattina, dobbiamo dirlo, perché parliamo proprio di stagione balneare. Oggi si apre, però con un grande dubbio, questo è quello dei prezzi, perché sappiamo che ogni anno c'è un aumento, questo aumento comunque incide proprio sulle famiglie che vogliono andare a mare, quindi capiamo, si possono calmierare questi prezzi in questo 2025 perché sono in aumento ormai da qualche anno? No, sono contento di tranquillizzare l'utenza, questi grossi aumenti non ci sono stati, semplicemente in questi ultimi 3 anni un adeguamento normale. Considerate che la Sicilia è quella regione che ha avuto l'aumento più basso di tutta Italia e quindi si attesta ad una percentuale che va dal 3 al 5%, è stato sotto l'Istat nei 3 anni, quindi qualche piccolo aggiustamento è stato necessario per questa impennata dei prezzi, quindi tutto è aumentato, ma la vacanza ancora, considerando una durata di più di 3 mesi, diciamo, rimane ancora la più economica, quindi un'intera famiglia può godere di servizi, tutti i servizi che sono conosciuti qui negli stabilimenti balneari della Playa di Catania, con cifre modiche, insomma, che sono assolutamente accessibili. La vacanza più economica rimane ancora affittare la cabina e fare l'abbonamento con la postazione all'interno delle strutture balneari della Playa. Parliamo di Playa, però parliamo anche di Scogliera, non tutta ovviamente la Sicilia, lei è presidente appunto del SIB di Catania, però magari alla Scogliera la situazione cambia, perché sappiamo che una postazione che comprende 2 lettini e un ombrellone costa all'incirca sulle 30 euro, lei parlava di famiglie, faccio un conto diciamo così molto semplice, una famiglia con 2 figli paga 60 euro 2 postazioni, poi si deve pranzare, e sappiamo che anche il costo magari del bar può essere cospicuo, oltre al parcheggio. È differente la situazione dalla Playa alla Scogliera oppure è simile? No, non è differente. Anche la Scogliera ha chiaro che come utente principale c'è un utente locale, quindi tutto deve essere parametrato, il servizio e quindi anche il costo al potere d'acquisto della famiglia. 30 euro mi sembra una cifra che corrisponde poco a quello che è la media. Consideriamo che c'è un ventaglio d'offerta di servizi ampia, quindi se ci sono servizi particolari inclusi anche nel ticket di servizio, e non è solo un servizio base ma con delle aggiunte, e allora magari il costo può essere un po' più alto, ma i costi secondo me sono decisamente più bassi per una postazione, soprattutto nell'infrasettimanale. Esatto, noi vogliamo un po' tranquillizzare anche la famiglia prima di passare la parola a te Angelo, perché effettivamente c'è un dato che i siciliani sono pronti a rinunciare, il 35% delle famiglie siciliane sono pronte a rinunciare ad andare a mare, diciamo ad avere i servizi degli stabilimenti balneari per poi usufruire della spiaggia libera se i prezzi dovessero essere questi. Lei quindi li tranquillizza in generale? Sì. Però quello che noi rileviamo è che in effetti sono proprio 2 tipologie di utenza diversa. Chi gode dei servizi della spiaggia libera è una persona che cerca solamente il mare, mentre invece l'utenza che abbiamo all'interno delle strutture balneari è un'utenza che cerca dei servizi, non vuole stare poggiato sulla sabbia, vuole un lettino comodo, un lettino che ha anche un alto costo come la qualità dell'ombrellone, e così tutti gli altri servizi, l'animazione, campi da gioco, zone d'ombra, servizi di ristorante e bar che raggiungono livelli più alti di quelli che possono essere un distributore, la macchinetta che offre il panino, oppure diciamo un barretto. Quindi ci sono tutta una serie di servizi alla quale una fascia di clientela è abituata e non vuole rinunciare. La pulizia che viene fatta in maniera estremamente accurata, e quindi come appunto dicevo 2 utenze diverse e purtroppo
il costo è necessariamente più alto per questa qualità di utenza. Ragusa, Angelo, se hai domande ti volevo, senti, Ignazio Ragusa. Un'osservazione per quelli che sono i dati a sua disposizione. È vero comunque, lei sta dicendo che diciamo, gli aumenti incidono poco, però le difficoltà delle famiglie sono tante e c'è chi, non solo diciamo, vacanzieri nostrani italiani, ma anche diciamo, turisti che arrivano anche da fuori, preferiscono spostare le vacanze in un periodo che non è quello proprio dell'alta stagione. O anticipare a giugno o spostare tra settembre e ottobre, diciamo, per risparmiare. Le risultano questo tipo di diciamo, prenotazioni? Questa è la tendenza? Allora, sì, ci sono, anche in questo caso ci sono fasce diverse di utenza. Ad esempio quell'utenza che viene con un volo low cost, fa la spesa al supermercato, prepara la bustina, se la porta in spiaggia e a volte spesso la abbandona sulla spiaggia libera e poi diciamo, gira un po' il centro diciamo rimane nel luogo dove passa le vacanze non più di 3 giorni, è proprio una tipologia d'utente, una fascia d'utenza. Poi c'è un'utenza che cerca servizi diversi ed è quella che si rivolge allo stabilimento balneare, rimane una settimana, visita anche il resto della Sicilia, quindi rimane mediamente da 3 a 5 giorni su Catania, mangia al ristorante, compra nei negozi ed è una fascia diversa. Quindi bisogna proprio distinguere le due tipologie che hanno abitudini diverse. Ragusa, a proposito posso... di diciamo, tipologie, abitudini diverse, vai Angelo, vai. Semplicemente volevo toccare un tema che probabilmente è quello più spinoso poi, quello delle concessioni balneari. È un tema di grande attualità, sì. Si continua a discutere. Qual è la situazione, verso dove stiamo andando e che cosa succederà, se succederà qualcosa? Beh, grazie al buon lavoro fatto dall'assessore regionale, fino al 2027 è garantita la balneazione con i vecchi concessionari, dopodiché si lavorerà per un decreto per poter eventualmente fare queste evidenze, queste gare, e noi siamo pronti ad affrontare questo momento e ci si lavorerà. Insomma, è un argomento abbastanza annoso che conosciamo. Proprio parlando di tipologie di utenza diversa, sappiamo che ci sono magari dei tipi di, ecco, come dire, servizi differenti. Magari uno può prendere anche una postazione, una sola sdraio. Può essere anche questo un modo per incentivare i catanesi, ma insomma i turisti a venire negli stabilimenti balneari. Sì, certo, questo ma lo fanno un po' tutte le strutture, non è necessario prendere una postazione completa, c'è chi vuole anche semplicemente il lettino e dipende dalla struttura. Quindi la cosa che mi piace è rappresentare dell'offerta turistica, cioè sia alla playa che alla scogliera, che non c'è una standardizzazione totale, quindi c'è un ventaglio di offerta estremamente ampio. Ci sono stabilimenti che sono decisamente più economici, danno la possibilità di prendere solamente il lettino, c'è la possibilità di consumare pasti in aree dedicate. Ci sono altri stabilimenti che invece hanno dei ristoranti molto curati, raffinati, con del pesce di ottima qualità, e ognuno può scegliere che tipo di vacanza impostare. Magari spendo un po' meno ma dura di più, oppure preferisco fare meno giorni godendo delle migliori offerte che riesce ad offrire questa categoria. È il mercato. Siamo quasi in chiusura. Angelo, i catanesi siciliani sono pronti al mare, esatto. Sì, dico, siamo quasi in chiusura. Appunto, quali sarà, se i costi rimarranno calmerati. Sì, volevo chiudere perché siamo già oltre il tempo, soltanto per capire se nelle intenzioni quello di poter prolungare, diciamo, la stagione balneare, allungarla quanto più possibile. Concretamente questo progetto si potrà realizzare, perché visto il clima, insomma, della nostra regione si potrebbe andare, non dico a mare a fare il bagno a novembre, però ci si può godere ancora un po' di sole anche in alcune giornate di novembre.
Allora, questo è un progetto che da decenni cerchiamo di portare avanti. Noi vogliamo destagionalizzare e aumentare di tanto l'utilizzo di queste strutture, semplicemente perché si sanerebbero tante problematiche per la categoria. Il personale che risulta sempre più complicato da reperire, perché garantendo il lavoro per pochi mesi il personale poi trova anche altro. Vorremmo invece stabilizzarlo. Poi queste strutture che hanno bisogno di manutenzione, poterle curare durante tutto l'anno abbasserebbe i costi. Qual è la problematica? Una volta che le scuole aprono, gran parte dell'utenza non è più disponibile per venire al mare. Finiscono le ferie e al momento la quantità di turisti che può godere dell'offerta al mare è talmente bassa da non consentire a tutte le strutture di rimanere aperte, ma già alcune strutture rimangono aperte, non sono tante, vanno da 3 a 5 e riescono a garantire il servizio per quella poca utenza che nel periodo di bassa stagione richiede questo genere di attività. Grazie Edoardo. Con dei Edoardo. prezzi molto vantaggiosi anche. Grazie allora grazie a voi. Edoardo Sergi, grazie anche al suo ospite Ignazio Ragusa, presidente di SIB, Confcommercio Catania. Buona stagione balneare, buon bagno a chi inizia oggi chiaramente a godere del mare, della costa orientale, in questo caso catanese. Possiamo vedere, staccare un attimo, eccolo qui, possiamo vedere che c'è già qualcuno che sta approfittando questa mattina e vediamo un attimino magari più tardi. Magari si potrebbe fare un bagnetto. Mi raccomando, rientra presto Edoardo. Adesso ci fermiamo perché vediamo le pillole di Almanacco e poi saremo con Marco Amato. A tutti chiaramente chiedo di restare qui fermi su Buongiorno Sicilia. Ci rivediamo fra pochissimo. Oggi 6 giugno è la giornata della lingua russa nelle Nazioni Unite. Si tratta di una ricorrenza istituita nel 2010 per celebrare il multilinguismo e la diversità culturale e valorizzare la lingua e cultura russa nel mondo. La data è stata scelta in onore del poeta Alexander Pushkin, nato nel 1799, considerato padre della letteratura russa moderna. Oggi analizziamo il Sole. Ma quanto è grande? Il Sole ha un diametro di 1,4 milioni di chilometri e al suo interno starebbero più di 1 milione di terre. Al suo interno appunto la densità è elevatissima. Pensate che alcune radiazioni che provengono dal nucleo per riuscire ad arrivare sulla sua superficie possono impiegare fino a 1 milione di anni. Ci siamo, è fine settimana, adesso andiamo da Marco Amato per conoscere cosa ci riservano le stelle per il weekend. Buongiorno Marco! Buongiorno Angelo, buongiorno Sicilia. Bentornato anche stamattina con una tazzina particolarissima, con cosa c'è? C'è un volto di... Verde. Oh, bene, molto bene. Oro. C'è di tutto. Allora, cosa dicono le stelle? E dicono una bella cosa, perché la tazzina è dedicata proprio alla bella Venere, proprio perché oggi Venere entra in Toro, una delle sue sedi naturali che la rende più potentissima. Venere in Toro è una Venere oggettiva, concreta, pratica. Ma cosa porta a tutti i segni zodiacali, visto che questo weekend sarà un weekend d'amore? Vediamo un po'. Per l'Ariete la Venere diventa assolutamente oggettiva, pratica, concreta. Gli Ariete che hanno iniziato una qualunque relazione, una storia d'amore, adesso diventano più forti, più sicuri e tendono più a strutturare. Il Toro inizia questo weekend in una maniera splendida, col suo pianeta a casa sua. Quindi una Venere potentissima che, come promesso dalle stelle, tende anche ad ammorbidire molto la vita del Toro. Venere, vi ricordo che non parla solo d'amore, è anche il pianeta dei legami, della salute, della pelle, ed è chiamato anche Fortunino.
ovvero garantisce delle piccole entrate di denaro ed una benevolenza notevole. Quindi auguri Toro. Gemelli, e beh, per voi la Venere si fa pensierosa, si nasconde, è proprio nel segno precedente a vostro, quindi affonda in un'area un pochino più psicologica, per cui è un po' un ritrovare l'amore nel vostro caso in una maniera un pochino più da ricerca. Cancro, per voi la Venere in Toro è una Venere amica, una Venere che parla di amicizie, una Venere che tende a rinsaldare i rapporti di gruppo, che fa andare meglio le cose nel team di lavoro, per cui voi Cancro godrete di una certa radialità. Venere in Toro per il Leone invece è una Venere di quadratura, e tra l'altro dopo di luglio che hanno avuto Venere e Marte con il loro trigono di fuoco, adesso Venere entra in quadratura con Leone, per cui avremo un Leone un pochino più pietoso, più geloso, però niente paura, è semplicemente Sua Maestà, il Re della Foresta, che ogni tanto deve ruggire e graffiare. Vergine, una Venere amica, una Venere di trigono, e per voi finalmente c'è il tempo e lo spazio di dedicarvi all'amore, anche alla bellezza, di essere richiesti, di essere un po' più al centro della scena sentimentalmente parlando. Bilancia, per voi la buona notizia è che Venere ha smesso l'opposizione. Venere è anche il pianeta della bilancia oltre che del Toro, per cui Venere, che non è più nemica, per voi è un vero e proprio sollievo, si alleggerisce la dinamica affettiva. Scorpione, Venere entra in opposizione, quindi ora sarà una Venere molto stuzzicante che vi porrà un obiettivo. Lo Scorpione finalmente torna a struggersi d'amore per qualcosa un po' difficile da ottenere. Sagittario, Venere dismette il suo trigono ma vi ha lasciato delle certezze, per cui questo weekend rilassatevi col partner. Voi una Venere di trigono, una Venere di terra, strutturata, ferrata, per cui riequilibri un po' le magagne e i nervosismi che avete per altre motivazioni. Quindi, cari Capricorno, almeno l'amore va bene. Acquario, per voi la Venere entra in quadratura, proprio voi siete dello zodiaco quelli che fanno volentieri a meno di Venere, o almeno di Venere in senso canonico. Sicuramente voi Acquario dovrete rivedere un po' i vostri modi di approcciare la coppia. Pesci, il più romantico dei segni zodiacali, Venere torna amica, è una Venere comunicativa, una Venere che tenta ad estendere molto di più i vostri sentimenti che sono stati sottaciuti per un po'. Adesso i pesci si possono esprimere. E detto questo, vi auguro una buona Venere in Toro a tutti e uno splendido weekend. Buongiorno Sicilia. Grazie Marco. A lunedì per diciamo il consulto delle stelle insieme a te a Buongiorno Sicilia. Adesso vediamo cosa ci riserva il fine settimana nella nostra regione. Siamo in chiusura, ma prima facciamo un altro passaggio da Emanuela Corsi per i quotidiani. Sì, vediamo intanto la Stampa di oggi che dedica una pagina ad Alberto Angela, il famoso divulgatore scientifico che oggi si racconta. La pace va difesa anche con la cultura, ha detto, e poi io e la RAI spero troveremo un accordo. Il divulgatore racconta la sua costante ricerca dei perché, guardo il mondo e cerco di capire dove va. Tra l'altro lui ha raccontato che alle elementari era sempre lo studente con la mano alzata e con gli occhi che gli brillavano, quindi insomma fin da bambino ha sempre avuto questa particolare attitudine verso la conoscenza, verso la scoperta di qualcosa. E poi vediamo su Repubblica, siamo al primo mese del nuovo Papa Leone XIV. Chiese aperte senza trincee, un mese appunto con Papa Leone, l'8 maggio, il conclave che eleggeva Robert Francis Prevost, e lui ha subito chiarito: non sarò un condottiero solitario. E poi l'ultima notizia la prendiamo sempre da Repubblica, lui è un comico molto amato, ma purtroppo ha dei guai con il fisco. Stiamo parlando di Angelo Duro, un'indagine ha portato alla luce un'evasione di 150.000 euro, verifiche della Procura di Roma. Dopo un controllo fiscale il comico avrebbe usato un escamotage per pagare meno tasse. Grazie Emanuela, Buongiorno Sicilia torna lunedì, noi ci fermiamo per questa settimana, grazie a tutti, l'augurio di una buona giornata.
c'era la luna, c'erano le stelle, c'era una nuova emozione sulla pelle, c'era la notte e c'erano i fiori, ma anche al buio si vedevano i colori, c'era la voglia di stare ancora insieme, forse per gioco comunque ci viene, andare in giro mano nella mano e raccontarci che per noi il mondo è strano. È finita la televisione? Potete pure alzarvi in piedi e fare un po' di casino, eh?